Con la consegna delle chiavi alla Coop Selios possono partire a Rapallo i lavori al Castagneto. L'immobile di proprietà dell'ASL 4 ospiterà un centro residenziale per anziani e un centro diurno. Iniziate anche in Liguria le convocazioni di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Nel Tigullio accolte circa 1500 domande. Situazione tranquilla oggi agli sportelli del territorio. Il futuro del centro per l'impiego di Chiavari preoccupa la CISL. Se non dovesse avvenire il trasferimento nel nuovo palazzo di giustizia, dice il sindacato, occorre pensare ad un'alternativa. Vicino a Gesù e alla gente è l'insegnamento del Santo Agostino Roscelli, festeggiato a Bargone di Casarza Ligure, suo paese natale. Il vescovo ha definito il sacerdote maestro di coraggio. La valorizzazione del territorio al centro delle mostre all'Ascito Cuneo, allestite nell'ambito della 35esima Expo Fontana Buona Tigullio, 3 allestimenti che abbracciano fotografia, pittura e architettura. Nuove sfide per il Rupinaro Sport, società calcistica nata in parrocchia e che oggi vede la prima squadra in seconda categoria. La società ha presentato ai tifosi tutti i suoi settori e le novità. Buonasera ai telespettatori di Tigullio oggi. Temi della sanità in apertura. Nel nostro telegiornale andiamo a Rapallo, dove da oggi possono ufficialmente partire i lavori di riqualificazione del Castagneto, l'immobile di proprietà dell'ASL 4, da anni rimasto chiuso e inutilizzato. La struttura nei prossimi mesi verrà adibita a centro residenziale per anziani con patologia psichiatrica stabilizzata e verrà realizzato anche un centro diurno. Sarà realizzato e gestito dalla Coop Selios, che si è aggiudicata la gara d'appalto. Questa mattina i responsabili hanno ricevuto le chiavi per entrare nella struttura. Vediamo. Consegna lui, se no... Ecco qua. Questa struttura verrà dedicata alla cura dei pazienti con una patologia, anziani, con patologia psichiatrica stabilizzata e un centro diurno. E l'altro aspetto sempre importante è il recupero di questo immobile di pregio, un immobile dell'azienda che era inutilizzato e che tornerà a nuova vita e ovviamente arricchirà il patrimonio immobiliare dell'azienda. Quanti posti saranno possibili ottenere dalla riqualificazione? Sono previsti 16 posti letto di residenzialità e 10 posti letto di centro diurno. Oggi la consegna delle chiavi, quali i tempi per vedere operativo questo immobile? Beh, diciamo che grazie alla collaborazione con le istituzioni i tempi sono stati molto veloci, quindi contiamo di depositare gli esecutivi e i preventivi entro ottobre, di partire con il cantiere, che prevede tempi di intervento di 14 mesi circa, speriamo di fare anche prima, quindi abbiamo almeno un annetto di lavori, ci vorranno tutti. Cosa è previsto che venga realizzato? Beh, ovviamente ci sono dei vincoli della sovrintendenza, perché è una struttura protetta dalla sovrintendenza regionale, quindi dovremo rispettare certi vincoli. Nel progetto che depositeremo però prevediamo che di fare uno spazio esterno, un deoro, un pergolato, nel rispetto dei vincoli dell'ambiente, che permetta di estendere per i fruitori anche la possibilità di godere degli spazi. Questa è un'opera frutto di una donazione, di un atto di generosità. Un atto di generosità con proprio dei fini specifici. Poi c'è stato un po' di dicerie, no, di paese in questi anni, se era stato lasciato al comune, invece è giusto così e per noi rappresenta veramente una grossissima soddisfazione. Soddisfazione perché diventerà veramente un polo importante per delle famiglie che hanno bisogno e da sindaco noi avremo anche una forte riqualificazione. Il primo lotto dei lavori per la messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure è stato assegnato ad un raggruppamento di imprese, la Cave di Frisolino SRL di Ne, mandataria, e le imprese Simes Tigullio di Carasco e ZSRL di Chioggia. Le aziende hanno offerto un ribasso del 23% rispetto alla base di gara di 4 milioni. L'intervento riguarda il potenziamento della scogliera del porto e partirà ad ottobre con una durata stimata di 6 mesi. Una seconda tranche di lavori è prevista per il 2020, lo scorporamento era stato fatto per riuscire a iniziare i lavori entro l'autunno del 2019 e poter utilizzare i fondi destinati dalla Protezione Civile.
La cronaca, restiamo nel Tigullio occidentale, un sub è stato colto da malore questo pomeriggio mentre stava effettuando un'immersione a Rapallo, notizia che troviamo sul nostro sito teleradioppace.com. L'uomo, uno straniero di circa 60 anni, è stato soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Croce Bianca di Rapallo. Inizialmente incosciente, trasportato a riva, ha ripreso conoscenza e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto. Un'auto invece si è ribaltata questa mattina a Santa Maria del Campo, sempre a Rapallo. Alla guida una donna che è uscita da sola dall'abitacolo del veicolo e non ha avuto bisogno delle cure mediche del 118 giunto sul posto. L'incidente si è verificato dopo le 10. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Municipale Rapallese per i rilievi, i vigili del fuoco di Rapallo e i volontari del soccorso di Sant'Anna. È stato spento intorno alle 17 l'incendio boschivo che si è sviluppato questa mattina poco prima delle 11 in via dello Scoglio a Cavi di Lavagna. In fiamme circa 2000 metri quadrati di ulivi, macchia mediterranea e sterpaglie. La colonna di fumo che si è alzata è stata spinta verso il mare dal vento di tramontana ed era visibile da gran parte del Tigullio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari con una squadra e le autobotte. La bonifica è stata effettuata dai VAB di Lavagna e quelli di San Colombano Certenoli. Nell'incendio non sono rimaste ferite o intossicate persone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali e sono in corso indagini per stabilire l'origine del rogo. Un'auto è invece andata a fuoco questa notte in via Previati a Lavagna. Le fiamme sono divampate intorno a Luna. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri di Sestri Levante che stanno portando avanti le indagini. Il proprietario della macchina è stato ascoltato dai militari. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere e della videosorveglianza per capire l'origine del rogo. Voltiamo pagina, anche in Liguria sono iniziate le convocazioni delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Tranquilla questa mattina la situazione al centro per l'impiego di Chiavari. Ne parliamo con Giovanni Daniele, dirigente dei servizi per l'impiego della Regione Liguria. Sentiamo. Ci può dire come vi siete organizzati in questi mesi e quindi com'è anche la situazione in queste ore nel nostro territorio? Stiamo lavorando ormai da mesi e già da luglio abbiamo cominciato a convocare le persone per fare loro un seminario informativo in cui si illustrano diritti e doveri rispetto al percorso lavoro che dovranno fare. Direi che non ci sono particolari preoccupazioni. I lavoratori, i percettori di reddito non devono preoccuparsi, verranno convocati. L'unica cosa che chiedo loro di fare è di consultare spesso la loro posta elettronica e in mancanza di questa dovrebbero essere avvisati con un SMS. Quindi per i cosiddetti navigator occorrerà aspettare metà settembre, metà mese? No, ma i navigator saranno in servizio già dalla prossima settimana. Diciamo che la correlazione fra i navigator e la convocazione è relativa, nel senso che i navigator vengono nei centri per l'impiego a supportare il lavoro degli operatori del centro per l'impiego. Quindi noi stiamo procedendo, come dicevo, già da luglio alle convocazioni e con i navigator avremo un aiuto in più. Però prima che siano operativi realmente e autonomamente ci vorrà, penso, almeno un mesetto ancora. Per quanto riguarda le banche dati, il sistema informatico, come stava accennando, vi ha fatto faticare un pochino di più in questo periodo? Le banche dati che ci fornisce ANPAL sono ancora in fase di affinamento, nel senso che non abbiamo ancora tutti i nominativi dei percettori, per problemi immagino di carattere informatico il passaggio non è completo, però confidiamo che nei prossimi giorni questo si vada a completare. E un documento dell'INPS aggiornato a fine luglio riporta il numero delle domande che sono state accolte in Liguria. Nella regione sono 19.000, a Genova 8.198 per il reddito di cittadinanza. Nell'area del Tigullio sono circa 1.500, i numeri più alti sono quelli di Rapallo con 362 domande accolte, Chiavari 288, Sestri Levante 170 e poi Lavagna 128, Santa Margherita Ligure 79, Casarza Ligure 73. E restiamo in tema perché parliamo del futuro del centro per l'impiego di Chiavari. A breve si riunirà la commissione ministeriale chiamata a decidere sul trasferimento degli uffici di Chiavari. La CISL si interroga però sulla situazione dei locali nel caso dovessero rimanere in Corso Millo. Sentiamo. Gli uffici del Centro per l'Impiego di Chiavari potranno trasferirsi nella sede del nuovo Palazzo di Giustizia di Chiavari oppure no?
Ma siamo in attesa dell'incontro che ci sarà il 5 di questo mese, quindi tra 2 giorni, per verificare se c'è l'ok del Ministero. C'è una commissione presieduta dal dottor Cozzi che deve decidere se lasciare libere i locali o meno, che in questo momento sono ovviamente occupati da Grazia e Giustizia, dal Ministero di Grazia e Giustizia. I locali che si trovano nella zona di Corso Millo sono idonei ad ospitare il centro per l'impiego? Questo è il problema, nel senso che anche se non ci fosse lo sfratto, perché sembra che il padrone dei locali può rivedere tutta la pratica per quello che riguarda lo sfratto, rimane comunque il problema che non sono assolutamente idonei, perché questa è una soluzione che è stata adottata nel 2003, ma era una soluzione temporanea. Che problematiche hanno i lavoratori lì? Sia i lavoratori sia gli utenti hanno parecchie problematiche dovute appunto a questa situazione di locali che sono fondi di un condominio, per cui in pratica non c'è reazione, non ci sono finestre e il posto non è assolutamente adeguato, non ci sono uscite di sicurezza, quindi anche dal punto di vista della legge per la sicurezza non sono assolutamente idonei. Quindi se si dovesse andare al tribunale bene, se si dovesse rimanere lì almeno mettere in sicurezza. Almeno mettere in sicurezza, oppure la cosa migliore sarebbe trovare altri locali. Chiavari è un po' più baricentrico rispetto anche a tutte le valli interne, Val Fontana Buona, Val Graveglia, però insomma diciamo che c'è anche Rapallo, c'è anche Sestri, c'è anche Lavagna, vediamo se si riesce a trovare altri locali. Il Papa adesso prende il via domani, il viaggio apostolico di Francesco in Mozambico, Madagascar e Mauritius. Il Papa ha pregato questa mattina a Santa Maria Maggiore per il suo imminente viaggio in Africa, notizia che andiamo a leggere sul sito di Vatican News. Alla vigilia del suo 31esimo viaggio apostolico, Papa Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma per raccogliersi in preghiera dinanzi all'icona di Maria Salus Popoli Romani. Telepace seguirà in diretta le principali tappe di Francesco nel sud dell'Africa. Domani nel tardo pomeriggio l'arrivo all'aeroporto di Maputo in Mozambico. Ci collegheremo a partire dalle 18:30 per seguire la cerimonia di benvenuto. Giovedì poi alle 9:45 il Papa incontrerà il Presidente, la società civile e il corpo diplomatico del Mozambico. Alle 11 presiederà l'incontro interreligioso con i giovani e nel pomeriggio alle 16:15 incontrerà il clero nella Cattedrale dell'Immacolata. Tutti questi appuntamenti a partire da domani pomeriggio alle 18:30 saranno trasmessi sul canale 15 su Telepace 1. Il vescovo a Casarza Ligure ha celebrato Agostino Roscelli, nato a Bargone nel 1818 e morto a Genova nel 1902, fondò nel 1876 l'Istituto delle Suore dell'Immacolata Concezione. Le religiose, oggi presenti in tutto il mondo, si sono ritrovate in Valpetronio per la festa e domenica il vescovo appunto ha presieduto la Santa Messa nella chiesa di San Martino di Bargone. Sentiamo. Sant'Agostino Roscelli è maestro di coraggio perché è legato a Gesù e alle persone. Nella festa dedicata al patrono della valle, celebrata a Bargone, paese natale del santo, il vescovo recupera le parole del Papa nella lettera ai preti di tutto il mondo e si sofferma sul termine coraggio. Il Roscelli, spiega, lo alimentava con un rapporto vivo con Gesù, affinché il suo non fosse un sacerdozio di routine, e condividendo la vita delle persone. Le confessava, dava il perdono, ma si preoccupava anche per loro, nel nascondimento e nell'umiltà. Per Monsignor Tanasini questo amore per il prossimo deve essere anche oggi di tutti i cristiani. Ad essere legati gli uni agli altri, ad essere popolo del Signore, ma un popolo compatto, e reso compatto proprio dalla carità, dal guardarci con affetto, dal portare i pesi gli uni degli altri, come dice l'Apostolo Paolo, superando tutti i possibili risentimenti o motivi di divisione. A Bargone c'erano le figlie del Roscelli, le suore immacolatine. Alcune di loro hanno festeggiato il giubileo di professione: suor Amata Laghibe, suor Cecilia Albornoz Sid, suor Laura Pizzi, suor Teresina Borrelli e suor Elisabetta di Gesù Ruoci. Il vescovo ha rivolto loro un grande grazie. Dobbiamo essere grati a queste sorelle, ha detto, che con la loro presenza preziosa hanno servito il Signore e la Chiesa. Le suore dell'Immacolata hanno chiuso da poco i festeggiamenti per il bicentenario del Santo Roscelli e non perdono di vista il carisma del fondatore né dimenticano i luoghi da lui frequentati.
Sappiamo che la sua prima Santa Messa è stata celebrata qui, alla presenza dei suoi genitori, dei suoi fratelli, e ogni anno veniamo per ricordare questa solennità e nello stesso tempo rinnovare i nostri voti, celebrare i nostri 50esimi, 25esimi, i nostri giubilei di consacrazione religiosa che aiutano a rinfocolarci con lo spirito di Sant'Agostino Roscelli. E a conclusione del ventennale della beatificazione della Beata Brigida Morello di Gesù, domani alle 18 a Rapallo il Vescovo Monsignor Alberto Tanasini presiderà la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Michele di Pagana. La messa sarà preceduta alle 17 dall'inaugurazione della mostra dedicata alla figura della Beata. Al termine della celebrazione eucaristica ci sarà un momento di festa insieme. La cronaca ha portato via 800 euro dalla borsa della proprietaria di un negozio di fiori a Moneglia, approfittando di un momento di distrazione della donna. Il furto risale al maggio scorso. Al termine delle indagini i carabinieri sono risaliti all'autore, un 62enne del posto, che è stato denunciato. Ancora la cronaca, i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per furto aggravato un 46enne italiano che all'interno di un supermercato di Rapallo ha rubato lo smartphone ad una commessa. Grazie alle telecamere di videosorveglianza il responsabile è stato identificato e rintracciato. Ha manomesso il contatore intestato ad una vicina di casa e le ha rubato l'energia elettrica. Il responsabile, questa volta un italiano di 56 anni, è stato denunciato dai carabinieri. La linea elettrica è stata messa in sicurezza dall'Enel. Il danno è in corso di quantificazione. E infine i militari di Seste Levante hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un italiano di 65 anni sorpreso ubriaco alla guida del proprio ciclomotore. L'uomo ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Sarà avviato a metà settembre il progetto Clima, che vedrà il comune di Seste Levante come ente capofila e la partecipazione tra gli altri soggetti dei comuni di Mahindia in Tunisia e quello di Bicafai in Libano. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, ha una durata di 3 anni, un budget di 2,8 milioni di euro, intende contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti, potenziando le politiche e le tecnologie di raccolta, valorizzandone economicamente la componente organica. E prende avvio nel Tigullio il servizio di raccolta dei rifiuti agricoli, atteso da anni, sarà gestito dalla cooperativa Olivicoltori Sestresi in collaborazione con l'azienda Carvin Divisione Ambiente. Saranno 2 i punti di raccolta allestiti nelle sedi della cooperativa, uno in località Aragone a Seste Levante e uno in località Panesiaco Gorno. La maggior parte dei rifiuti agricoli sono considerati rifiuti speciali e devono essere smaltiti rispettando una particolare procedura che è più complessa se si tratta di rifiuti speciali pericolosi. Per spiegare al meglio il servizio offerto, come si svolgerà la raccolta, come iscriversi e il relativo costo, venerdì alle 18 nella sede degli Olivicoltori Sestresi a Seste Levante è in programma un incontro pubblico divulgativo aperto a tutti. Ultima pagina, si è conclusa l'Expo Fontana Buona e 3 mostre culturali sono state ospitate al Lascito Cuneo di Calvari nell'ambito della fiera con un buon riscontro di pubblico nei giorni della rassegna. 2 quelle concluse, mentre la mostra fotografica Ardesia, Pietra della Fatica sarà visitabile ancora fino al 14 settembre. Siamo andati a vedere. La Val Fontana Buona è raccontata attraverso le persone che vi operano e le attività che vi si svolgono. Sono 3 le mostre allestite nell'ambito dell'Expo Fontana Buona e propongono 3 diverse tematiche attraverso 3 differenti forme artistiche. La fatica del lavoro nelle cave, rivelata dalle fotografie di Davide Valentino Solari, le potenzialità e le nuove proposte per il territorio nei progetti degli studenti di architettura dell'Università di Genova. In particolare ha ricevuto molto risalto quella di una funivia che colleghi Montallegro al fondovalle. La bellezza e il fascino della valle, nella mostra pittorica Aspetti e colori della Fontana Buona, con le opere di 14 pittori della zona. Quest'anno abbiamo dato risalto a una mostra sull'Ardesia, vista attraverso le immagini riprese nelle cave da un fotografo locale, Davide Valentino Solari,
che è andato nelle antiche cave, soprattutto del Monte San Giacomo, ma anche della Fontana Buona, con delle attrezzature che gli hanno consentito di riprendere degli aspetti che nemmeno i cavatori che vi lavoravano sicuramente avevano mai visto, perché quando si lavorava alla luce di un'acetilene, di un luma petrolio o altro, non avevano la possibilità di vedere questi ampi spazi che poi sono stati il frutto del loro lavoro, della loro fatica, e difatti abbiamo intitolato la mostra La pietra della fatica. Sarà visitabile nei giorni feriali fino a sabato 14 settembre dalle ore 17 alle ore 20 all'Ascito Cuneo in località Calva di San Colombano Certenoli. In Val Fontana Buona apre una nuova stalla, sabato pomeriggio ci sarà il taglio del nastro della nuova struttura realizzata a San Colombano Certenoli. Titolare dell'azienda agricola è Patrizia Federigi, che attualmente cura una ventina di mucche, la maggior parte di razza pezzata rossa italiana, mentre le restanti sono di razza blu belga. Nella nostra agenda adesso gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 4 settembre. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari, sito in via Costaguta, dalle 9 alle 14. Su prenotazione è possibile richiedere visite guidate. Il Museo Diocesano di Arte Sacra è aperto al pubblico dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Dalle 14:30 alle 19:30 sarà visitabile il Museo del Merletto di Rapallo, sito in Villa Tigullio. Al Teatrino di Portofino si terrà la presentazione del libro di Marco Bulloni, Ho scoperto la vera Atlantide, l'inizio alle 18:30. 28° Festival Musicale del Mediterraneo al chiostro del Museo Diocesano di Genova. Alle 21 inizia lo spettacolo Musiche tradizionali da Kathmandu. Ad Arenzano, in piazza Nastree, il CAE locale terrà un incontro sulle tematiche dei grandi carnivori, con la presenza di Luca Caviglia. L'inizio verso le ore 21. Siamo così alla pagina dello sport con il calcio. Il Rupinaro Sport, che quest'anno affronterà il campionato di seconda categoria, si è presentato ai suoi tifosi. Al campo Maria Luigia di Chiavari si è svolto un momento di festa con la partecipazione del campione di pallanuoto Stefano Luongo. La società ha presentato gli atleti di tutti i suoi settori. Nuove sfide per il Rupinaro Sport, società calcistica nata in parrocchia e che oggi vede la prima squadra in seconda categoria. Archiviata la storica promozione, si guarda al prossimo campionato con il desiderio di non perdere lo spirito degli inizi. Salendo di categoria non vuol dire cambiare lo spirito, ma semmai portare ancora più in profondità le motivazioni che hanno fatto nascere la squadra, che è l'essere uno spazio educativo, uno spazio di bene per i nostri ragazzi e per tanti bambini. I ragazzi e le loro famiglie si sono ritrovati per un momento di festa precampionato. È stata l'occasione per ricordare i momenti più belli del 2018 e fare il punto dei vari settori. La prima squadra, ad esempio, ha già iniziato gli allenamenti. Il nostro obiettivo è la salvezza, cercare di vincere Coppa Disciplina, di essere sempre corretti in tutti i campi che andiamo. Vediamo cosa ci aspetta. Speriamo di essere la sorpresa del campionato, ecco. Applausi poi per il team femminile. Nel 2018, dopo un ottimo campionato, ha vinto la Coppa Italia regionale di eccellenza e la Coppa Liguria. Punti di partenza importanti per il nuovo anno sportivo. Quest'anno sarà ancora più difficile perché ci sono compagini come la Genova Calcio, una squadra nuova, la nuova Sanremese, anche se avrà un altro nome, soprattutto il Genoa CFC 1893. Sono squadre che ci daranno del filo da torcere. Va forte anche il settore giovanile. Dai 20 bimbi di 4 anni fa, oggi conta 80 iscritti, con leve dal 2008 al 2014, ma si punta ad aumentare ancora. Ci stiamo cercando di far trovare pronti anche con gli allenatori e tutti gli staff tecnici che accettino la nostra filosofia, quindi una filosofia volta all'educare il bambino e il ragazzo prima comunque che ai risultati sportivi. Chiude il direttore generale Ilario Ghiorzo, che ribadisce l'anima del Rupinaro Sport: divertirsi, stare insieme e fare squadra. Abbiamo la fortuna di avere tantissime persone che ci danno una mano, tanti dirigenti, abbiamo degli allenatori in gambissima, molto disponibili, e questa è la nostra ricchezza, la nostra forza.
Si è disputata a Rapallo domenica la gara di vela Optimist, promossa dalla Winner Volley e organizzata dalla Lega Navale di Rapallo. 3 le regate che si sono svolte, a cui hanno partecipato i giovani atleti delle scuole vela del Tigullio. Vincitrice finale della gara è stata Azzurra Tonani della Lega Navale di Santa Margherita Ligure, che ha preceduto Chiara Fraboschi e Matteo Bavestrello, entrambi tesserati per il Circolo Nautico di Rapallo. Squadra vincitrice è stata quella del Circolo Nautico di Rapallo, che ha preceduto nell'ordine la Lega Navale di Santa Margherita Ligure e quella di Chiavari e di Lavagno. E si è disputata sulle rive del lago di Giacopiane a Borzonasca la prima gara del trofeo Feeder Game 2019 di pesca. Ad avere la meglio gli associati delle valli genovesi, che hanno battuto non solo i padroni di casa della Fima Chiavari ma pure tutti gli atleti liguri. Primo gradino del podio per Massimiliano Aristodemo con 7,2 kg di scardole e cavedani pescati. Il prossimo appuntamento il 15 di settembre al lago di Brugneto per la seconda e ultima prova. Con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 9 sul canale 187 con la nostra rassegna stampa e l'appuntamento con il Tigullio Oggi alle 12:45. L'informazione continua anche sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.